Com'è la situazione adesso? Ferma, non cae, non cresce, lei è morta come. Non sa se crescere o cadere. È la filosofia di chi vive sul Piave, quella della rassegnazione ogni volta che il cielo si fa grigio, quando bisogna portare su tutto. Una decina le case andate sotto, per allagamenti che fino a qualche anno fa accadevano di rado. Poi con i cambiamenti climatici questa emergenza sembra diventata un appuntamento fisso di inizio inverno. Sono lì a aspettare perché se russa qua e se pulisce. Ma sta calando, crescendo, com'è la No, situazione? sta calando, fortunatamente. Quindi il bollettino è cioè di calo, quindi se non smette di piovere comunque. Basta che guarda il segno su quel muro là, 8 centimetri è già calato. Una piena che stavolta ha colpito le case più basse di Sant'Andrea di Barbarana. Le altre, quelle a Ponte di Piave, l'acqua le ha risparmiate, nella speranza che dai monti il flusso non aumenti. Fino ad oltre 1100 metri cubi al secondo la quantità lanciata verso il mare da ieri. Oggi, dopo le 12, un po' di tregua, guardando però sempre il cielo grigio. Quest'anno la situazione è stata, diciamo che è andata bene. Diciamo che è andata bene perché il Piave si è ingrossato, sì, però abbiamo avuto il mare che ha ricevuto molta acqua e perciò è riuscito a liberarsi del pesante fardello che veniva dalla montagna. Comunque